Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ben ritrovati Brescia in tavola, un'altra nuova avvincente puntata con il brasato di manzo, un classico della cucina bresciana. Esatto, bravissimo, della cucina bresciana. Il brasato di manzo, dai, che lo prepariamo. Il bel toc, detto pesce di manzo, che è un taglio della carne alla fine. Pesce, un taglio, un pezzo del manzo. Facciamo proprio se pesce di manzo. Bene. Allora, prima la nostra sigolo, sedano e carotto, tagliamo a cubetti, fons freezer dell'olio, poi il nostro bel tot di carne e il fon rosolà con tutte le nostre verdiline. Certo. Molto bene quando fa rosolà, il tegnon girato e il spemom col vi e il fon sigal, vi con la fiamma sempre un attimino più vivace in maniera tale da far evaporare il vi. Ho capito. Completamente, ovviamente, sì, zone male, sempre. Sì. Allora, poi quando c'è zontago il pondor e il bröt, fino a quarcia giù la nostra carne. Col pomodoro si copre la carne, cioè col tovagliolo la copri, col pomodoro no. Ciao col tovagliolo, ci mega la fopè, ma chi me la manda che il malmadur che malmadur? Mamma, va che sa mamma, papà, malmadur, il seto non sa mio cosa è il malmadur. Ma che bontà! Ma che bontà! Agata e Carmelo, da Brescia. No. Da dove? Catania, provincia di Catania. Catania, provincia, quanto è bella. Che fate qui? Siamo in vacanza. Bene, Agata catanese, lo sapete il dialetto bresciano? Sicuramente. Assolutamente no. Bravo Carmelo, vedi che lui è onesto, è il Malmadur. Malmadur? No, non riesco a collegare, non mi viene in mente niente. Tu, che ragioni un po' di più di lui? Mangia. Però vedi che il mal qualcosa. Mal di qualche cosa, Mal di quindi. qualcosa. Mal di qualcosa. E poi qualche parolina in dialetto siculo caccianese? Bruccetta. Brucetta. La fiammella, brucia. No. Il gas, No. fornello. No, assolutamente no. La cosa che si beve, che si mangia, cos'è? No. Brucetta. Forchetta. Ah, quindi cioè uno che mangia una buona brucetta. Bruccetta, sì. A chi si dice Malmadur? I ragazzi quando si gridano che fanno delle corbellerie siete Malmadur, se che dici. All'epoca, non tanti anni fa, qualche annetto fa, sì, quando insomma voleva conquistare una ragazza, non è che questa l'ha detto no, va via te che te siete Malmadur. No, non mi è mai capitato. Andrea, la persona sempre, grazie. Salve, arrivederci. Hai capito Andrea? La sai io lì cosa era il malmadire? Adesso hai che capì cosa è il malmadire? Sì, la persona un po' non matura. Taco malmadire, tete pedereste sta che tete aldea ha trovato Sì. un aggettivo. Va bene, sempre Allora, carina. romantico, dica con del giottago, giusto per l'appunto, il pondoro, il brefina, quarcia, la nostra carne, squarcio giù con te un coerce e la son chiusa a fiamma abbastanza lento. La sonna finché le cotto, Sì, un po', certo. sì. Quando la carne la sarà bello cotto, gunne tirarla fuori e frullare tutto il sugo che gonfarà insieme alla carne. Una volta finite di frullare il sugo, Sì. è in piatto, scusatemi, è in piatome che mettiamo in tura nel nostro ghetto. Ampiatoma, hai capito quanto è bella? Empiatoma. Empiatoma. E il nostro brasato è pronto. È pronto, è inutile che ti alzi perché insomma questa sei e questa rimani. Bene, grazie, stai giù che poi ti viene mal di schiena. Alla prossima, ciao. Ciao. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in Tavola sul sito internet bresciaintavola.com.